Ieri vade la giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto primiero gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. Buondì fruits, siete già arrivati. Ovvero di sta un'evore attenti, perché che usgnot e gli l'agnot dai muarts. E questo vuol dire che gli stris sono liberi di lator cemut che vuelin. Al someres che in Friul e in Chiarnie a sedin c'è tentativis. L'ultima volta che sei là in biblioteche ho chiatato questi libri, un'evore biel che in fevele. In Chiarnie, sulla Mont Tenchie, per esempio, si chiama il Prat da Staipa, che come sec come una steppe russe. Colpe di Tania, la presidente dell'Organizzazione Internazionale de Stris. Manco mal che il predi dal paese li sa paradis vie, perché che balant a rovinavi in tutte le erbe. A Grau e a Marani invece, al someres che gli stris arrivin dal mare, si chiamin varvuolis, anni che avei come fil di fier e arrivin in paese su barchis di veri par... C'è robe? Arrivin su barchis di veri per far dispiezza ai fruits. Ah, che poi no, non puoi permettere di fare dispiezza a questi bravi fruits. Bisogna che oclami d'aria, e sadut sul Friul e sulla cultura furlane, e sicuro savarà con se ami un mood per pararsi de stris. Osti, c'è spac d'aria! C'è fatto vistude di strie? Mi sono vistude così per fare in modo che gli stris veris mi chiappedin per una di loro e che mi la sedin in pace. Biele idee, ma non sai se funzionerà. Tu sei smasse ninine per sommare une strie. Intanto si prove. Ma volevi tu domandarmi altro? Sì, Daria, o volevi giusto domandati se tu sapevi di qualche trucco per parar via gli stris. Sicuro. Si può fare come gli smaris di Grau o di Maran, oggi gli spuarti sculai, benedì la chiesa e culaghe benedette e di gli spreieris. Menone mi ha sempre detto che questo sistema funziona. Ah, grazie, Daria. Così che bravi frutti a poter stare tranquilli. Come che ho capito che molto parassi de stris? Giuino? Fasin un gioco. Troppi sono gli stris. Provai a contarlis in 5 secondi. Pronti? Via! Gli stris sono 3. Come provai a contare gli smumis in 5 secondi. Pronti? Via! Gli smumis sono 3. E come provai a contare sempre in 5 secondi gli screpis. Pronti? Via! Gli screpis sono 3. E gliela volte di contare gli scocis sempre in 5 secondi. Pronti? Via! Gli scocis sono 4. Per ultimo, provai a contare i mostris in 5 secondi. Pronti? Via!
I mostris son 3. Vejo contat ben fruts. Bravs, così si fa. Dammi chi la tua manute, che ti conti una storiute di un mondo plen di magie, di amis e fantasie. Pieri e l'agnot dai Muarz di Mary Paoloni, Aviani e Aviani Editori. All'arrivat l'autunno e lis giornadis son un'evore curtis. Lucie e iete so chiamare, con tune man e chiarecce cutti il chianot blanco e neri che il pai ha regalato quanche ha finiti eins, e con che altre e gire lis paginis di un libri che sta leint. A Lucie i piace un'evore lei, i plasin li storis avventurosis, i colors e i dissens che chiate in tai libris e l'odor de chiarte. Quanche lei, a lei inutil fevelai, no sint e no viod nuie di ce cal succeddu l'intor. A un certo momento, cuti al lieve su e al tacche a vuacà. Lucie e alce i voi e chiale pal barcon. Di fur e ie une grande fumate. Si rive giusto a riconosci il morar che all'eta al curtil. In queste stagion, alle cence fueis, al somè un grand braccio stuart che al ven su de tiere, con insom une man secchie e i dez lungs e stuards. Il campanel di chiase al sune e Lucie e va più d'ogni dal barcon par ciri di capì cui cal poesiesi. Dut in un moment, devan dal veri, si presente un uomo. La frutte e pette un salto in daur dant fur une berlade di pore, ma subit e riconosci il nono che i riduce. «Orpo nono, c'è spacche tu mi asfatti pa!» e dis la frutte. Da spo e corfur a vierge la puarte. Il nono ha une grande cocce giale. La frutte e tacche a saltà di contentece e abbatti lis mans. «Oh, c'è biel, c'è biel, c'è biel!» Come può improntare la musata e pegnò dai Muarz. Di fatto, ogni anno, ai 31 di ottobre, nono e niece aintain la cocce più grande da lord. Ai fin, e ven furono musate un'evore spaventose che ven poade sul porton di chiase con dentro une chiandele che resta impiade tutte la not. Biel che a lavorin, il nono, per tradizione, al conte une storie, per altri simpri che, sui spirits che accorren a torpe stradis in che sere. «Dai, nono!» e dis Lucie, conte la storia di Pieri che si intive tai spirits. «Benon», ha risposto il nono. Pieri, al tacche il nono, sta tornando a chiase a pite de officine. Ha lavorato fin tard perché aveva di finire un lavoro intrigos su un trattore. Con le smanste sacchette de tutte blu, sivilant, pensando alle giornate che sta finendo, quando lei a drette de chiase, al vio di lontan l'usoruz che si muove. Si ferme per capire che succede. Una schiria di inte sta venendo in cada al cimiteri, proprio verso di lui. Pieri si plate da ur dal porton e quando le persone si passi in d'oglie, al viot che son tutti svistudis compagnis, con un vestit blanc, lung, lis mans tignudis adret de muse, ampe adis sui des des flamutis che ur fas in luz. «Fol che ti trai!» al salte sul benandant. «Vue, e je la ultime di ottobre e i Muarza vengono fur des puessis per la visita lis chiasis dula che ieren a sta di vis.» Pieri agli entra in chiase, allasse la porta in spese, al parecchie sulla tavola pan, pai de fons e aghe freschie. Da spo, cidin, si mette in spiette da ur dal barcon, a chialà la processione che passe, par viodi se arricognos qualchidun. In che stegnot, al va in denanti il nono, non si può la torpe stradis, e pu armai te se tu ti dismenteis dai de fons. La conte e finis proprio quando anche la musate e gli è pronte. A Lucie e al nono non resta che la metti le fur e spietasse anche lì e passe la processione dai Muarz. Mandi fruits! Vue
e gli è venuto a chiamarmi una mia mia con Sofia per farnos un biel sbelet pegnot dai muars. Mandi, io sono Ketty e io mi fia Aurora. Sei so prons? C'è molto podino pitturassi le muse pegnot dai muars? Le strie. C'è belle idee. Tachin subite. Vecca il materiale che Ketty adoprerà. Non scoventi, une spongiute, tanti biei colors, che pinei e soredut laghe per attivare il colore. Per prime robe, chiolin la spongiuta con la forma di gote e bagnin le teaghe. Bagnin un po' anche i colors. Con la spongia chiappin su un color clar per base e tamponin ben la muse. Occhio, la parte più clara va sempre tamponata con la parte più fine de sponge. Così ovviergin ben il voli. Doprin anche il color viola perché Aurora è somedi a une vere strie. Come occhiolin un pinel fin e col color neri olin a disegnare qualche gote. Poi smettin adunque un piccioli linii neris e con che olin a creare una tele di rain. È arrivato il momento al chiappiel de strie. Chiolin un pinella a lenghe di ghiat e fasin il chiappielut così. Alle biel dai anche un po' di sfumature. La parte finale sono i mini cristai. Gli tacchi con la colla per 6 sfintis. Il rossetto sicuro non può mancare e velechi la nostra strie degli occhi dai muars. No, o si improntis. E altris? Osterin che su sbelet, u sedi plasut. Maman. C'è pure, Vighi, con tutti che striati che facevi in dome dams, manco mal che con Daria, che come egli là del momento in cucina fa il tè, ho vin capito c'è mut paralis vie. C'è mut, Vighi? No dutis li stris a ieri in tristis? Sas tu che tu hai ragione. Chiale chi, al dis che gli stris di Germania si chiattavano con gli loro amici furlani e chiarnieli sui prati de tenchie per fare il bagno e bevi aghe buine. Dopo abbalavano tutti insieme e là che tocchiavano in partiere si emplave di rosis. Vere Vighi, alla di jessi stat proprio biel. Mandi fruits! Ieri vade la giornata, pasaremo le ridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parecchi amici, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo le storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così.
do cran furlan.